Siamo al secondo appuntamento di questa serata, in qualche modo vogliamo presentarvi tutti i protagonisti di questa serata. Siamo in compagnia di... Beppe Agostini, Agostini Ricevimenti, e attualmente collaboro con Terrazza Roma a Castelfranco Veneto in piazza Giorgione. Benissimo, quindi un grande bel locale, un bel riferimento, e stasera fate una cosa particolare, il pastin, giusto? Sì, facciamo un pastin praticamente di coniglio con le rose di Castelfranco, quindi è il coniglio che viene tritato, battuto e condito con il radicchio di Castelfranco, poi servito in un pan di noci fatto con le noci e il radicchio di Treviso e una crema di giallette che è un fagiolo della Valbelluna. Infatti abbiamo abbinato anche un vino della Valbelluna, un pino nero vinificato in rosa a fermentazione naturale con i fondi. Allora lasciamo lavorare così intanto guardiamo un attimino che cosa ci prepara. Quindi in diretta per voi vediamo la preparazione di questo piatto, è veramente particolare perché appunto la rosa di Castelfranco è il famoso radicchio di Castelfranco che tutti ci invidiano e che fa parte di questo periodo qui. Ecco qui. Se lei vuol dirci qualcosa? Allora, mettiamo il pane che abbiamo appena riscaldato un attimino sulla piastra. Questo è il pastin che è stato scottato con il radicchio, vedete che il radicchio è proprio all'interno, non so se è proprio impastato col radicchio. Adesso prendiamo la crema di giallette. Zaletto questo fungo, no? No, giallette no, questo è un fagiolo. Fagiolo, eccolo qui. Che non è il fagiolo di Lemon, ma è un fagiolo della Valbelluna. Tipico della Valbelluna e anche presidio slow food. Per dare un tocco di particolarità ci mettiamo, questa è una salsina fatta con i cornioli. Con i cornioli Una ricetta proprio come dire, del territorio, cioè andate a sì, prendere. cerchiamo anche di riscoprire le cose del territorio, perché di fatto ne abbiamo proprio bisogno, perché ormai il radicchio è conosciuto in tutto il mondo, ma deve fare da traino a tutta quella che è la nostra cultura gastronomica che è molto varia. Ci mettiamo un po' di radicchietto, ci mettiamo il melograno, che anche questo è della nostra cultura. Anche una tavolozza di colori, bellissima. Eh sì, l'autunno ci riserva veramente dei bei colori. Ed ecco servito il piatto. Eccolo. Complimenti. E dicevamo l'abbinamento del vino. Abbiamo anche qui qualcuno che ci... Dov'è? Ecco, dove sono i produttori del vino? Abbiamo una produttrice. Una produttrice. Allora, facciamo parlare la signora Edda Bonifacio. che ci ha portato un sas de mu. Mura, sì, è un frizzante rosato fatto con uve Pinot Nero 100% da agricoltura biologica, coltivate a San Gregorio nelle Alpi, Belluno. Una volta non era certo famoso per il vino, ma Certo. adesso anche con questo innalzamento termico anche questi terreni possono regalare veramente delle cose particolari. Sì, infatti il Pinot Nero in queste terre sono a 500 metri sotto il Pizzocco, il Monte Pizzocco, e diciamo che qui ha trovato proprio il suo terreno, il suo ambiente, sta bene, fa un buon vino, dà un buon vino, ecco. Quanti ettari avete? Un ettaro e 13.000 metri, niente. Bellissimo, mi piace questa come dire, agricoltura come dire, di nicchia ma di eccellenza, no? Beh sì, soprattutto l'attenzione alla terra, cioè, noi facciamo agricoltura biologica in montagna, siamo stati i primi, questo è il primo vino biologico nel Bellunese, quindi una scommessa, un progetto anche. Per venirvi a trovare i nostri telespettatori cosa devono fare? Che strada devono prendere? San Gregorio nelle Alpi si arriva dopo Feltre, tra Feltre e Sedico? È tra Feltre e Sedico, da Santa Giustina, 5 minuti si arriva. Oggigiorno navigatore Google si arriva su. San Gregorio nelle Alpi, è facile arrivarci, sì. Grazie ancora.